La Sardegna è al penultimo posto tra le regioni per percentuale di acqua effettivamente erogata su quella immessa in rete, il 44% contro una media nazionale del 59%. Nel triennio 2014-2015 il 17% delle famiglie sarde ha denunciato irregolarità nell'erogazione dell'acqua contro la media nazionale del 9%. In 10 anni si è dimezzata la riserva d'acqua nelle dighe sarde, si è passati da 1 miliardo e 700 milioni del 2010 agli 800 milioni del 2018. La perdita idrica supera il 60% nelle province di Sassari, Nuoro e Oristano, a Cagliari del 59%. E questa è la fotografia sulle condizioni della rete idrica sarda scattata dalla CNA Imprese Sardegna, che ha analizzato i dati Istat pubblicati in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua e quelli diffusi dalle autorità idriche sarde. Nonostante il tema dell'acqua sia fondamentale sia per il benessere dei cittadini che per lo sviluppo economico della Sardegna e non solo per l'economia agricola, lo stato dell'infrastruttura idrica regionale si mostra pessimo, se non in alcuni contesti territoriali persino disastroso. È quanto commentano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della CNA Sardegna, in un contesto climatico che nell'area mediterranea tende a caratterizzarsi per fenomeni di siccità sempre più intensi e prolungati. L'esigenza di investire pesantemente sulle reti di distribuzione idrica locale al fine di limitare gli sprechi risulta una questione prioritaria, anche perché in caso contrario qualunque investimento effettuato a monte, ovvero sui bacini e sugli invasi, sulle nuove tecnologie come la desalinizzazione o per il miglioramento dell'efficienza di utilizzo della risorsa in ambito agroindustriale, risulterebbe largamente depotenziato se non del tutto inefficace.